tutti, rieccoci allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica Sfogliando gli album. Stavo per dire che fine hanno fatto, ma naturalmente è un'altra cosa. E partiamo veramente con gli anni 80, con l'album 80-81. Tra l'altro io sfogliandolo mi sono accorto anche di questa chicca che non sapevo, che era il 20° anno delle figurine Panini. C'è tutta una celebrazione del ventennale dalla prima edizione delle figurine. Insomma, questo 80-81 diventa un album importante. Abbiamo gli scudetti delle squadre della Serie A sotto la bandiera dell'Italia. Questa è la copertina. Nel retrocopertina c'è l'almanacco del calcio del 1981, che era un altro rituale praticamente sacro degli appassionati di calcio. E qui abbiamo, vedete, la celebrazione dei primi 20 anni delle figurine Panini. C'è questo sorta di disegno quasi fumetto, e nel retrocopertina c'è 20 anni dopo, c'è una sorta di ringraziamento e di celebrazione proprio del ventennale delle figurine Panini. E poi si parte con l'album. Qui ci sono tutte le varie copertine degli album precedenti, a conferma proprio di quello che voleva festeggiare comunque l'azienda modenese. E qui c'è il classico stivale, la classica cartina geografica con la dislocazione appunto geografica delle squadre di Serie A e di Serie B, così i ragazzi e i bambini che conoscevano poco la geografia magari potevano dislocare meglio e assegnare meglio i posti alle città. Io ad esempio la geografia l'ho imparata più o meno così, devo dire, soprattutto con le squadre di Serie C, perché sapevo che quelle del girone A erano più o meno al nord, centro-nord, quelle del girone B erano al centro-sud o al sud. Poi abbiamo ovviamente le squadre partecipanti con il calendario, e devo dire che inizia a essere abbastanza moderno sia la composizione del calendario, sia poi vi faccio vedere anche l'interno dell'album. E poi iniziamo con le squadre. La prima squadra è l'Ascoli, figurine abbastanza classiche con contorno bianco. Qui c'è la squadra, la foto della squadra. Poi faccio vedere anche la particolarità dello scudetto, perché lo scudetto che è qui ha la mascotte molto grande e lo scudetto un po' più piccolo. Lo vediamo per l'Ascoli, ma lo possiamo vedere anche poi per tutte le altre squadre. Vediamo se c'è qualcosa di particolare. Qui c'è l'Avellino, storico Avellino in Serie A degli anni 80. Credo che ci sia, ho dato un'occhiata prima, qui c'è il Bologna, ecco c'è il Brescia, che non era un habitué negli anni 80, lo è diventato poi successivamente. Brescia tra l'altro senza la classica V sulla maglia blu, abbastanza tra virgolette anonima. Qui c'è il Cagliari, qui c'è il Catanzaro, una delle ultime partecipazioni del Catanzaro in Serie A, e poi la Calabria dovrà aspettare l'arrivo della regina alla fine degli anni 90. Qui abbiamo il Como. Diciamo che inizia a essere, come vi dicevo, abbastanza moderno l'album. C'è ovviamente anche la descrizione dei calciatori. Qui abbiamo la Fiorentina, l'Inter, la Juventus, che vincerà poi il campionato. Vi faccio vedere la Juventus, futura campione d'Italia, eccola qua. E qui via via tutte le altre squadre. Ecco, questo è importante, è storico, perché è l'unico campionato della Pistoiese in Serie A. Eccolo qui, è un cimelio, direi, l'album della Pistoiese. Tra l'altro c'è Marcello Lippi nella Pistoiese, che era a fine carriera, eccolo qua sotto,
e che prova a portare un po' di esperienza agli arancioni. Ecco qui. Questa è la Pistoiese che vincerà una partita storica nel derby di Firenze con la Fiorentina 2-1. Qui c'è la Roma che fa la foto con la maglia bianca. Ogni tanto c'erano queste curiosità, queste particolarità negli album del passato. E poi andiamo alla Serie B dopo aver visto Torino-Udinese, Udinese con la maglia stile Ajax, sempre molto bella. Mettete pausa al video ovviamente quando desiderate soffermarvi su qualcosa. Abbiamo la Serie B, adesso vi faccio vedere un paio di particolarità della Serie B. Questo intanto è il calendario, più o meno uguale a quello della Serie A, cambiano ovviamente le squadre, ma cambia sostanzialmente solo i colori, c'è questo rosa al posto dell'arancione, e c'è questa cosa che a me non piace moltissimo, perché in una pagina c'è la squadra di serie B, adesso vi faccio vedere, e nell'altra pagina c'è l'altra squadra di Serie B, ma sotto scorrono come se fosse quasi in televisione le notizie che scorrono in sovraimpressione le squadre della Serie C. Mi sembra un po' un pasticcio, non è una cosa che capisco molto e non so perché all'epoca avessero deciso di fare questo. Vedete sotto c'è qui il calendario sotto all'Atalanta e sotto al Bari iniziano le squadre del girone A della C1, Casale, Cremonese, e come potete vedere anche nelle pagine successive qui abbiamo Catania e Cesena della Serie B e poi abbiamo Empoli, Fano, Forlì e Mantova della Serie C. Potevano mettere tranquillamente la solita paginata della Serie C, tanto il numero delle figurine quello era. Adesso vi faccio vedere un po' di curiosità, perché intanto c'è la Lazio che comunque negli anni, a parte gli anni 60, ma anche negli anni 80 è stata diverse volte in Serie B, ma soprattutto c'è la prima Serie B del Milan, che era stato spedito in Serie B a causa del calcio scommesse, dell'impiccio del calcio scommesse che aveva spedito i rossoneri in Serie B. Questo è il Milan della Serie B. Fa veramente strano vedere la figurina del Milan doppia come le squadre della Serie B, che è quello che io vi dicevo qualche puntata fa, che non è stato poi replicato con la Juventus quando la Juventus è andata in Serie B nel 2006-2007, e tutti gli appassionati, non tanto per tifo o per sfottò, ma veramente per collezionismo, avrebbero voluto una figurina doppia come queste qua del Milan di Tassotti e Collovati, per esempio, di Piotti e Baresi, avere la figurina doppia della Juventus, e invece non è stata fatta. Quello secondo me è stato un errore, perché la Panini avrebbe veramente potuto avere un cimelio storico da un valore inestimabile, perché ovviamente la Juventus in Serie B non si rivedrà più, come credo il Milan. Diciamo che i tempi sono cambiati, se non appunto per questioni extra calcistiche. Questa è la Serie B, diamo un'occhiata anche rapidamente alle altre squadre. C'è la Sampdoria, c'è il Rimini che poi tornerà proprio quando c'era la Juventus in Serie B, più o meno in quegli anni. Eccolo qua, il Rimini e la Sampdoria, uno degli ultimi campionati della Sampdoria in Serie B, prima poi della grande epopea doriana degli anni 80 e 90. C'è la Spal, c'è il Taranto, Varese e Verona, e poi inizia la C2 con gli scudetti delle varie squadre. Adesso mettete ovviamente pausa al video se ve le volete gustare, se vi volete leggere e gustare i nomi di alcune squadre. Qui squadre dimenticate ce ne saranno moltissime, vedo già un Arona abbastanza sconosciuto per quello che mi riguarda. Io qua ho letto Osimhen, invece Osimana, e poi c'è il Padova. Vedete come si alternano comunque grandi nomi a nomi un po' più dimenticati, un po' più piccoli.
questa è l'altra pagina della C2 e questo sostanzialmente è l'album del campionato 80-81. Ci sono le qualificazioni anche ai mondiali del 1982, ovviamente non aggiornate fino alla fine, quello che c'era fino a quel momento. Ci sono le coppe e c'è un po' il riassunto del campionato europeo che si era giocato proprio in Italia nel 1980 e che era stato vinto dalla Germania, e qui c'è la Coppa dei Campioni edizione 80-81. Qui si era arrivata agli ottavi di finale, era bellissimo quando usciva l'album e poi c'erano ad esempio qui i quarti di finale, semifinali e finali da riempire con i puntini. Io riempivo tutto a penna ogni qualvolta si giocavano le partite. Era un modo veramente per seguire tutto nella maniera più approfondita possibile. Questo è l'album 80-81, vi faccio rivedere ancora la copertina. La prossima settimana andremo ad analizzare l'81-82, stiamo per entrare veramente nel cuore degli anni 80 e poi ci avviciniamo a quegli anni 90 che io conosco sicuramente meglio per età e ovviamente per passione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, tanto è sempre gratis, commentate, lasciate like e invitate i vostri amici a seguirci. Ciao a tutti.